Che bella. Ben trovati la ragazzi. nostra regione. Che però bella la noi, Sicilia. aspetta, come Che fai a non c'è? salutare chi di dovere Va che bene, ci ma stavamo inquadra? E parlando lei di regioni, che ci inquadra scusami, in ma due. che c'entra? E loro, i nostri primi piani, come non farlo? E poi la nostra camera dell'artrosi cervicale. E poi... Vabbè, vai, dai. forza. Anica, picciriglia, vabbè. Chi è che ci toglie da qualunque affanni e dai malanni? Lui, il nostro re, lo zio che Gianni, bello. lo zio Gianni, bello. Allora, oggi le regioni, l'Italia lo sai che è fatta da regioni? Direi di sì. C'è l'Italia unita, però ci sono diverse regioni, è giusto? Sì. C'è la via della regione, corso regione, Ma che viale della c'entra, regione. scusa, no, le sempre regioni, vabbè. E a noi le regioni ci piacciono. E che dobbiamo fare? Parliamo un poco di regioni, stavolta ci spostiamo regionalmente al centro-sud. Dai, scegliamo la regione fortunata? Va bene, allora facciamo Molise. Molise? Regione... Che c'è? I quiz televisivi. La regione fortunata. Sì. Allora, il Molise, sai lo dov'è so. il Molise, vero? Lo so, certo, è verso il centro il Molise. Esatto, al centro, vicino via Etnea. Dai! Molise e poi E la poi? nostra terra. La Sicilia? La Sicilia, ce ne andiamo al centro della Sicilia, a Caltanissetta, e faremo Ci sto. la Vincis Grassi molisana, e poi faremo la fuata de Caltanissetta, che non è altro che una pizza, però noi qualche variazione ce la facciamo sempre. Dai, la facciamo, la adattiamo sempre. Allora, prima innanzitutto... Dai, incominciamo. Da cosa iniziamo? Iniziamo col fare il ragù per questa per il Vincis Grassi. Ci sto. Il Vincis Grassi cos'è? Non è altro che una... Gratta e vinci? No, Vincis Grassi. Hai vinto? No. Cos'è? Me lo fai dire? Il turista fortunato? Sarei un turista fortunato se me ne andassi da qui. Però turista per sempre? Se me ne issi. Il milionario? Va bene, comunque, dobbiamo fare... È la madre, forse è la madre di tutti i pasticci e le lasagne. E quindi la nonna? Perché? La nonna, brava. Vabbè. Basta, giuro, basta, oggi basta. La particolarità di questo ragù per i Vincis Grassi, che è un pasticcio di lasagna senza besciamelle, senza niente, cioè una cosa rustica, è fare innanzi prima di tutto un ragù tagliato a coltello. Bene, ci sono. Cui, guarda, quindi prendiamo, questo è il maiale. Questo cos'è? Maiale. E lo andiamo a tagliare proprio così, guarda. A pezzi un poco pezzosi, vedi? Grossolani. Sì, esatto. Tagliamo così, 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 così. Questo troppo grasso, sai che facciamo? Non ci serve. Non lo mettiamo. Lo leviamo, troppo grasso lo leviamo. Però ce lo conserviamo, non lo buttiamo. Vedi, così, pezzetti piccolini, in questo modo. Mentre quello... Ci aiutiamo magari, sai con che cosa? Con un coltello più importante. Dai, un coltello più importante. Che è questo di qua. Ah, pensavo prendessi... Poi, questo è il vitello. Tagliamo il vitello così. Poi così andiamo a dare degli ulteriori tagli. Quindi stai facendo tipo... Che taglio stai facendo? Cos'è? Una brunoise di... È un macellasse. Di carne? Un macellasse. Un macellasse? Esatto, un macellasse di carne, vedi? E volata. Tutto a posto? Sì, sì. Cioè, non è che hai problemi a controllare la rabbia? No, no. No? La rabbia esaurita. La rabbia esaurita. E facciamo questo bel battutino così, vedi? Dai. E lo andiamo a Carne mettere. di maiale e carne di manzo. Poi questi di qua, che tu vedi, che faccio? Questi si chiamano durelli di pollo. Sì. Sono delle interiora del pollo che andiamo anch'essi a smacinare in questo modino e li mettiamo anche questi dentro. Abbassiamo la fiamma e intanto facciamo questa bella reazione di Maillard così. Poi questi sono dei fegatini sempre di pollo. Bene. Che andiamo a tranciare in questo modo. Ti piacciono i fegatini, certo, vero? Oh.
E andiamo a mettere così, anche questi qua, vedi? Stiamo facendo una miscellanea. Tutto? Sì, di questi ragù. Come vedi, Che questo lo manca? Il togliamo. cervello ce l'abbiamo? No. No, ci mettiamo, sai che cosa? Un altro poco di vitello. Anche secondo me. Ok, guarda. Questo qua lo prendiamo. Tagliamo questo pezzetto. Leviamo questo tessuto di connettività. Sì, leviamo. Vedi? L'abbiamo tolto. Tagliamo così. Questo lo rimettiamo qua, poi ne faremo usi di brodi, Delle di quello cose. che vogliamo. E intanto va avanti il nostro battuto di carni miste. Li mettiamo qua, per cui tu Io? sai cosa accadrà? Che quando mangerai il pasticcio, Sì? ovvero il vincisgrassi, tu sentirai delle consistenze totalmente diverse. Diverse. Non è un macinato, un ragù. Questi li andiamo a mettere, già sono a pezzettini, così, così, così. A questo punto crepi l'avarizia. Che fa? Lo mettiamo un altro E poco mettiamo di questo. fegato? Certo. No, non è fegato. Questo È un rene. Chi scema. Abbiamo tolto il tessuto di connettività. Mi prendi pure quel pezzo di pancetta, mon amore? Questa? Questa? Questa sì. Ah, è pancetta questa? Sì. E mettiamo dentro E mettiamo così. dentro. Prendiamo un pezzo di pancetta così. Togliamo la parte cotennosa. Togliamo così. Prendiamo, la sgrassiamo un poco, non fa male. E poi andiamo a fare delle listarelle così di pancetta. Si intende, non è un piatto dietetico, indubbiamente, però sono di quei piatti regionali che dobbiamo, se pensiamo a voler fare dei piatti regionali, Li facciamo. li facciamo. Certo, se ve lo fate una volta e poi lo rifate dopo un mese, perché giustamente è abbastanza calorico, anche grasso, però è buono. Però Perché è buono. calorico, scusa? Un Perché momento, si no. mangia caldo. Calorico in È questo giusto. senso. Allora, quindi pancetta. Ecco qua. E andiamo in cottura. Aggiungiamo gli aromi a questo punto, li mettiamo dopo. Perché dopo? Perché non voglio il soffritto, voglio una cotturatura del prodotto, così. Che è il solito battuto SCC, che vuol dire? Sedano, carota e cipolla. Brava. Lo sappiamo. E andiamo, E andiamo in cottura. così, facciamo cucinare. A questo punto, A questo punto? fermati qua, che avevamo in frigo. Sì. Ce la fai? E ne mettiamo un poco così. Cos'è questo? Vino bianco? Sì, sì, e lo mettiamo così. Abbiamo messo del vino, abbiamo alzato la fiamma perché ti ricordi, è vero? Che quando c'è una parte alcolica si alza la fiamma in maniera che Esatto. tutto va a fuoco. Più o meno, A diciamo. questo punto, guarda che facciamo. Abbiamo preparato, dobbiamo sentire che l'alcol del vino ancora è andato presente, via. No, ok, è andato è via. andato via. Sentilo, senti, guarda. È ancora c'è, lo senti? Per cui noi facciamo così. E voilà. E stiamo mandando in cottura questo bel ragù, come vedi, proprio grossolano, ti troverai pezzi di carne in bocca, capito? Sì. E questo si chiama vincisgrassi. E voilà. A questo A questo punto, risentiamo che l'alcol già se n'è andato, quindi che facciamo? prendiamo un mestol e prendiamo questa salsa di pomodoro che abbiamo preparato semplice, prima. così? Non diciamo chiaramente come si fa la salsa di pomodoro, perché le nostre amiche si potrebbero offendere. Cioè, mi insegnava la salsa di pomodoro. Vabbè, la bottiglia, A no? me, oddio, se è passata è meglio. No? Se è passata è meglio. Questo lo possiamo, là mi aiuti? Bravo, lo togliamo pure questo piatto, quello lì, grazie. Cioè, non lo so. Bene, una volta tanto che fa una cosa. No, togliamolo. Togliamo? Sì, Anche sì. questo lo vuoi tolto? Grazie, amore. Vabbè. Ecco qua, a questo punto magicamente l'odore dell'alcol
È andato via? il vino è andato via, a questo punto Sì. i piselli. I piselli, eccoli Mettiamo qua, pure i eccoli. piselli. Ecco, Metto? metti dentro. Brava veramente. Ecco. Abbiamo messo questi pisellini che sta sempre bene. Bene. E andiamo a E andiamo a convogliare. coprire, dai. A convogliare. Che è a convogliare? In dialetto coprire come si dice? Convoglio. Convoglio in italiano. Ma non puoi tradurre 2 volte, va bene. Allora. E copriamo così. E questo è fatto. Ora dici, chiedimi quanto tempo. Te l'avevo detto, quanto cuoce? Quanto cuoce questo? Più o meno. Allora, questo è un pranzo della domenica, per cui la mattina alle 7 comincia e all'1 si finisce di cucinare. E quindi che bene. deve Un bel po' di ore. Noi Dai, ce lo mettiamolo da spostiamo qui parte. e prepariamo l'altro pietanza che è la fuata di carta nessata. Dai, vediamo come Va si bene? fa. Che cos'è La esattamente? fuata è una pizza, capito? Sì, E allora abbiamo fatto un impasto che è a base di semola. bene. Bello semola, morbido. C'è il lievito, c'è l'olio, c'è il sale e c'è un po' di zucchero. Tutto, bene. Bene. C'è chi ci mette la sugna, io preferisco sempre l'olio di semi. Bene, più leggero un quindi, po' no? più leggero. Il nostro spolvero, prendi lo spolvero, mon amour. Ma certo. Ecco qua, diamo una bella spolverata così e andiamo a lavorare questa bella pezzona. Ok. Cominciamo ad aprire questa bella Sì. pizza. Fallo tu che io Questo faccio un'altra bello impasto, faccio io, Dai, che fallo devo tu, fare? brava, apri. Se si impiccica, metti spolvero. Mentre tu allarghi, Va bene quello che così, faccio io, secondo metto te? dell'abbondante olio. O ancora? Perché no, va bene. In questa ricetta non mettiamo la carta forno. No. Perché il sotto deve sapere di olio. Va bene. Capito? Me lo dai un pennelz? Eccolo qua, Grazie. spennelliamo. Spennelliamo così. Capito? Il fondo deve sapere di olio, perché sennò non è fuata. Ecco. La particolarità di questa fuata è come si mangia, che è uno street food nisseno, diciamo, no? Te ne vai dal panificio, ti mangi una bella fetta di fuata. Beh, La lei sei a particolarità posto. sai qual è? Qual è? Che si mangia a panino. Ah, Si panino, chiude quindi a la panino. giri un po', Sì. una pizza un po' Tieni panino. questo un attimo. Io Faccio prendo così? questo, metti qua Ecco. e prendiamo così. E siamo pronti. E andiamo a mettere, aspetta, mettiamo questa così, diciamo che andrebbe fatta un po' più spessa, ma noi sempre per il fattore tempo, il fattore cottura e cose ci adattiamo in questo modo. Vabbè, l'abbiamo bella Però intagliata. è bella intagliata, vedi? Ecco. Lievitata, intagliata, va bene così, qui la segniamo un po'. Prima di condire la fuata, Sì? posso fare la rima per Dai, la con pubblicità? fuata, falla con fuata, che c'ha una Allora, assonanza. abbiamo fatto le regioni. Oggi facciamo il Molise, facciamo la Sicilia con la fuata e in rima consigli per i consigli. La rima, hai capito che cos'è la rima? Non c'è, ragazzi. Allora, Allora, la prima cosa, mentre li cucina, sì, le acciughe. le acciughe. E guarda come si fa, si mettono qua, ecco. Dici, ma le lasciamo solo qua? No, questo è per poggiarle. E cominciamo. 1, 2, Quindi parti dalle acciughe, ok? Veramente si parte dalla stazione, si parte dal porto, ma non ho mai sentito nessuno che parte dalle Parte dalle acciughe. acciughe, va bene. Come va bene, tu l'hai detto, mica io. Vabbè, E allora. questo l'abbiamo fatto. E questa è fatta. Poi guarda questo bel tuma che c'è qua, abbiamo sale. Mamma mia. Mettiamolo qui. Deve asciugare? Che deve asciugare? Che la battuta asciugare, mamma mia ragazzi, guarda. E andiamo a fare delle belle Ragazzi, fette. la tuma. Le mani, Uno te le dei taglio formaggi stavolta. tipici siciliani. Brava. Con il suo sapore tipico, nostrano. Sai perché si chiama tuma? No. Perché quando è nata la tuma e l'hanno battezzata, il marito gli ha detto alla moglie la chiamiamo come mia mamma e la nonna si chiamava tuma. Davvero? Per questo si chiama tuma. E andiamo a mettere la tuma qui così, guarda. Bella tuma, tuma, Bella. tuma, Ci sta. tuma.
Tuma, tuma, Vabbè. tuma, questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, qua. Bene, bella Qua. piena di tuma, ragazzi, bella piena. Così. Acciuga. Qualcuno potrà dire ma non ci va la tuma, ma io Ma chi lo dice non ci va la tuma? non credo Non ci ci sia va? nella ricetta, ma io gliela metto. Vabbè, Serve il è caciocavallo, chiaro che le ricette poi vanno anche reinventate un po', no? Assolutamente. Come faccio Ecco, io, come le fai reinvento talmente tanto. Esatto. Questo che cos'è, Desi? Questo è pelato. pelato. Fatto con cipolla e aglio. Soffritto Dai. di cipolla e aglio. Senti che buon profumo. Eh sì, E buono. andiamo a metterlo qui. 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 E cominciamo. Dammi un pennellino. Questo? Anche questo, anche Va questo. bene? Sì. Guarda che facciamo. Andiamo a spennellare così coloriamo i bordi. E con il pomodoro coloriamo tutti i Mamma mia, bordi. buona. Bordi vicoli e palazzi. Tieni questo. Ecco. Proprio bella rustica questa Assolutamente, pizza, devo assolutamente. dirti. Niente di nuove idee, di questo, di quello. Assolutamente rustica. Ah, che bella. Molto rustica. Ah, che bella. Ecco, mettila tutto ormai, E tutta la devo mettere, certo. E mi dai pure una marisa, me la recupero Eccola pure. qua. Tieni questo. E ci recuperiamo questo nettare qua. E ci siamo. A questo punto questo non ci rimane punto? altro che prendere del caciocavallo, Sì. così, e andiamo. Bella. Là ho bisogno della regina del pepe. Super saporita Ho questa bisogno pizza, della regina del pepe. Ecco, basta così. E alla via così in forno a 180 gradi, Sì. 21 minuti. Dai, ti ho scioccato, 21 minuti. 200 gradi a temperatura costante. Ora Allora. passiamo a fare l'impiattamento della nostra fuata. Ci siamo, pronti? Prima di tutto ti prendo delle lasagne che avevo già precotto, perché io mai al mondo farò un pasticcio di lasagne con le lasagne crude, No, messe là. no. Non ci piace. Noi le facciamo fresche. Non ci piace. Mi avvicini la salsa? Sì. Ah, devo farti vedere cosa abbiamo fatto. Ah, ecco, è pronto. Vedi come Guarda è come è diventato? diventato, vedi? Buono. E mettiamo qua. E quindi andiamo a comporre la nostra lasagna. Andiamo a comporre questo pasticcio di lasagne, proprio rustico, vedi? Niente Rusticissimo. besciamella, niente. E cominciamo. E fai Questo lo togliamo. salsa. Vedi che li tengo alti Ho così. visto, ma perché? Te lo spiego io perché. Perché dobbiamo far sì che si brucino. Fai la crosticina, no? Sì, esatto. Poi questo lo tagliamo a metà e copriamo qui. E con questo copriamo qui. Così. Prendiamo la nostra bread. Un cucchiaio me lo presti? Vuoi un cucchiaio grande? No, un cucchiaio, un Un cucchiaio. cucchiaio normale? Grazie. Ecco. E andiamo a mettere la La conza. conza. Sempre così si è chiamato. Ci mettiamo la conza in questo modo. Guarda che Bella, vedi, oggi proprio anche bello. abbiamo questa rusticità. Esatto. Ogni Sia tanto dalla ci regione vuole. Sicilia che dal Molise hai tirato fuori due ricette Belle sostanziose belle, sostanziosi, belli, e che ti mettono le cornia. veraci, veraci. Questa la mettiamo così. Quest'altra Secondo la mettiamo strato. così. Questa la tagliamo a metà e la andiamo a mettere qua, così, vedi? Con le punte sempre che escono. Lo sentivi tu il pipì? Lo sentivo. Ed era fastidioso. E andiamo alla E via andiamo così. Ah, dai, mentre io faccio tu fai, di quello devo che abbiamo fare? fatto. Che abbiamo Di come abbiamo fatto? fatto questo ragù.
Questo ragù l'abbiamo fatto con quelle carni Tagliato che a abbiamo coltello. messo, tagliato al coltello. Stracotto, per cui si è Stracottissimo, e disfatto. c'erano un sacco di cose. sempre... Dai, dimmi che c'era. C'era il Vitello, fegato, maiale, il pollo, polmone, fegato, il coso, il pollo, il pollo. il maiale, la pancetta, il E c'è chi ti vitello. suggerisce, non è giusto però. C'è qualcuno che suggerisce, è vero? No. Sì. Sì, c'è qualcuno che suggerisce. Poi, va Andiamo bene. a chiudere così, mettiamo un altro strato così. E voilà. E adesso? Andiamo a chiudere così. Ma che è, picciotte? Ma che è? Mamma mia, Ma che è? ragazzi. Zucchero, Ma che bravo. pazzesco. Guarda, tiriamolo Bravo. su. Esatto. E ora andiamo a chiudere. Prendiamo questa, qua così. Prendiamo questa, qua così. Anche se si rompe la lasagna non è un problema. Non vi create problemi. E questa si è rotta, poi le useremo sta cosa. E questa. E qui questa così. così, guarda, proprio in maniera bella grossola. A questo punto andiamo questo a punto. irrorare il condimento in questo modo. Sì. Così. Facciamo così. Vedi che l'abbiamo resa più liquida. Sì. Perché? Perché ora andiamo a Perché fare è la parte finale adesso. così. La chiusura. Bene, questa va in forno? Quanto sta in forno? Questa sta una ventina di minuti, bella alta, perché dobbiamo fare Allora, questo. vedi, 20 minuti, che te dico io? Esatto, 180 gradi? Esatto. Ventilato? Sì, Come la corrente oggi? alternato. E voilà. Un po' qua anche a loro. Pecorino. Pecorino, Rispettiamo le tradizioni. certo. E andiamo in forno. E andiamo in forno. Ok. Lo sapete Ora- già. Ora che siamo in forno, tutte Sì. e due, il tempo di Zuccolomais E ci vediamo per l'assaggio. per l'assaggio. Stiamo venendo subito. Allora, pronti? Squillino i tamburi e Dai. rullino le trombe. Come si dice? Squillino i tamburi. E rullino pronde, prendile e rullino. Squillino i tamburi squillano. Che come si dice? Che ne so, dai. Rullino i tamburi e squillino le trombe. Andiamo a prendere ciò che abbiamo fatto. Ah, stavo dicendo le lasagne però sono Hai sentito che ho pronte? fatto la rima? Eccoci qua. Ti ricordi cosa ti ho detto di lasciare quindi? i bordi fuori? È Ti ricordi pronta. che ti avevo detto di Guarda lasciare i com'è bordi carina, è proprio bellina così. Hai visto? E qui abbiamo la bella fuata. Buona, Dammi l'olio, che è il principe. e certo. Così. E voilà. Mettilo qua. Cominciamo l'assaggio, secondo me. Non so secondo te. Da dove cominciamo inizi? con, Dalla pizza? con la Vincisgrassi, no? Ah, Con la Vincisgrassi. dai, cominciamo. andiamo. Facciamo una porzione di Mamma, Vincisgrassi. che carina, ragazzi. Quanto è carina così, eh? Sembra un merlettino. Ma tu ora sentirai questo... Dammi un cucchiaio. O forchetta lo stesso. Sentirai questo strato di croccantezza. Così, questa croccantezza. Guarda, assaggio un pezzo da qui perché c'è il ripieno, Vai, questo lo naturalmente. sposto. Questo lo sposto. Senti questo ripieno selvaggio proprio. Buono. Mi piace, devo dirti, sai? La crosticina, guarda che buono. No, la faccio la crosticina. Eh? Prepara la pizza qua. Metti il piatto di sotto. Come faccio a mangiare col piatto di sotto Qui siamo che mi arrivati balla? ai comandi. Cioè io devo subire comandi. Senti qua, senti? Senti? Andiamo, vieni, avvicinati. Vedi che bello. Hai sentito? Senti, vai.
Regia, si è sentito? E ora andiamo. È buonissima, eh? Beh, grazie. Andiamo a porzionare la pizza. Buona. La pizza, guarda. Ti taglio un pezzo di pizza. Guarda, come lo si mangia abitualmente. Buona, eh? Guarda che faccio, questo è della pasta, questo è bello sì, ma stai assaggiando perché non ti vedo che assaggi. Poi faccio così, guarda. Guarda che ho fatto. Guarda questa. Ma non finisce qui. Ah, la fai, la cartocci, carina. Non finisce qui. Mangia di sto bello. Mamma mia, ragazzi, questo è vero street food. Dico buono. Assaggiala di nuovo, assaggiala di nuovo. Assaggiala, dai. No, più veloce. E allora così va. Saluti, saluti, ragazzi. Alla prossima, saluti. ci vediamo alla Buona, prossima. questa, Ci vediamo alla ragazzi, è prossima. scioccante. Ciao, Una pizza a cartoccio, buona, l'acciuga, no? alla prossima. Ci Buona, vediamo. Merita. Vinci Sgrassi, 300 g di lasagne, 150 g di macinato di manzo, 150 g di macinato di pollo, 150 g di macinato di maiale, 50 g di pancetta arrotolata, 100 g di fegatini di pollo, 100 g di durelli di pollo, 1 litro di passata di pomodoro, 50 g di pecorino grattugiato, fuata nissena per l'impasto, 500 g di farina semola, 300 ml di acqua, 10 g di lievito di birra, 30 g di olio evo, 25 g di zucchero, 10 g di sale. Per il condimento 400 g di pomodori pelati, 300 g di primo sale, 8 filetti di acciughe, 1 spicchio d'aglio, 100 g di pecorino grattugiato, olio evo, origano quanto basta.